Naħseb li il-Papa diġà tana ħafna x'nixtarru. Laqtitni ħafna din ix-xbieħa li semma propju f'dan l-aħħar paragrafu li għadna kemm smajna u li tatina sfida qawwija ħafna. Il-tendenza tagħna meta niddarsu bl-iżviluppi fis-soċjal u l-kultura tagħna hija li nagħmlu bħal Ulisse, mentri hu jixtieq li nkunu bħal Orfew, li naħdmu biex flimkien nikkomponu melodija u armonija li ssaħħar li żgħażagħ tagħna u li tkun attraenti. Dejjem tolqotni il-fatt li meta Ġesu isejjaħ lilu nnifsu raj ma jaqafx hemm imma jgħid jiena ir-raj it-tajjeb. Bil-Grieg ego eimi ho poimen ho kalos. U kalos ma tfissirx biss tjubija imma wkoll żbuħija. Ir-raj it-tajjeb jattirak lejh, anzi lejn it-tjubija tiegħu. It-tjubija tiegħu hija tjubija sabiħa. U ta' min nistaqsu aħna jekk aħniex qed nippreżentaw din l-ikona ta' Ġesu. Ġesu li jattirak bit-tjubija tiegħu. Għaliex biex nikkwota anke kumment li għamel il-Papa meta żar il-Marokko u kien fil-preżenza ta' komunità ċkejkna, il-Papa qal m'għandniex inħarsu lejn in-numru, għandu jbeżżana mhux iċ-ċokon tan-numri imma l-fatt li aħna bla sinifikat, li nkunu insinifikanti. U il-modellità lil dil komunità ċkejkna tal-Marokk kienet li jinsistu li huma jlaqqgħu lil xulxin, lil komunità u lil min ma jafx il-Ġesu ma' Ġesu. Aħna għandna persuna irridu nlaqqgħu lill-istudenti tagħna mal-persuna ta' Ġesu. Allura t-talba titla' ħerqana mulej għamil li aħna ma nfixklukx fl-għaġġ tiegħek li tiltaqa' ma' kull wieħed u waħda mill-istudenti tagħna. Anzi aħna nkunu facilitators ta' din il-laqgħa tal-istudenti tagħna ma' Ġesu, li l-istruttura tal-edukazzjoni, tal-kultura li aħna nagħmlu niċċelebraw flimkien mal-istudenti tagħna ikunu kollha mod kif nippromuovu, niffaċilitaw, ninkoraġġixxu u niċċelebraw il-laqgħa tal-istudenti u tal-familji tagħhom mal-persuna ta' Ġesu. Il-qudiem se tkun sfida kbira din, anki għaliex sfortunatament qed jikbru il-familji fejn mhux bil-fors hemm ambjent fejn tgħaddi l-fidi. Il-ġenituri mhux bil-fors ikunu lesti jew kapaċi jew iridu jgħaddu l-fidi. U allura l-iskola se tkun ukoll qasam essenzjali mhux biss fil-kultura tal-istudenti tagħna, imma anke fl-evanġelizzazzjoni tal-istudenti tagħna. Qed nirringrazzjaw il-Alla ta' dawn il-kliem tal-Papa Franġisku, nilqgħuhom bħala sfida, imma noħduhom ukoll bħala sinjal ta' fejn Alla jrid imexxina f'dawn is-snin li ġejjin. Jiena nieħu l-opportunità wkoll biex nirringrazzja lilkom u l-kull min huwa parti minn din il-ħidma kbira, dan is-servizz kbir tal-Knisja f'Malta u Għawdex favur l-istudenti u l-familji tagħhom. Huwa qasam
aziz, prezzjuż. Il-Knisja għamlet għażla profetika sninilu li tiċċaħħad minn beni materjali biex ikolla garanzija tal-kontinuità, l-awtonomija u l-libertà ta' dan il-qasam tant importanti tal-edukazzjoni taż-żgħażagħ tagħna. Aħna nirringrazzjaw il-Alla wkoll qegħdin qrib il-qabar ta' Monsinjur Merċieqa u ta' isfiet oħrajn li ħadmu brisq l-edukazzjoni taż-żgħażagħ tagħna, l-edukazzjoni kattolika, u nixtieq f'isem sħabi l-isfijiet inġeddet l-impenn tal-Knisja fil-Provinċja Ekklesjastika Maltija favur dak kollu li qegħdin tagħmlu b'tant sagrifiċċju u b'tant ġenerożità. Intom għandkom dritt tkunu tafu li għandkom is-sapport tal-isfijiet u tal-Knisja f'Malta, mhux biss il-gratitudni imma s-sapport. Grazzi ħafna u l-Mulej Iberikkom. Eccellenze, cari confratelli, distinte autorità scolastiche, sono veramente molto contento oggi di partecipare a questo evento importante all'inizio di un nuovo anno scolastico. Mi è caro dirvi un grande ringraziamento per il prezioso servizio che rendete alla società maltese e alla Chiesa di Dio che in Malta nel campo delicato e importante dell'educazione e della formazione delle nuove generazioni. E consentitemi anche di aggiungere che, come certamente saprete, le scuole cattoliche sono al centro delle occupazioni e delle preoccupazioni della Nunciatura Apostolica, secondo le indicazioni del nostro amatissimo Papa Francesco. Nei mesi scorsi ho potuto visitare diverse scuole e sono veramente contento per l'alto livello di professionalità e di servizio che ho potuto constatare personalmente. Poi mi è stato possibile mantenere contatti personali con alcuni tra voi, ma soprattutto il mio arrivo a Malta, come forse saprete, è coinciso con il momento in cui si discuteva una questione delicata di applicazione dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Malta nelle scuole cattoliche per quanto riguarda la questione dei laptop per i nostri docenti. Perciò siamo stati impegnati durante i mesi scorsi in negoziati intensi con il governo e con le più alte autorità dello Stato per cercare di risolvere questa benedetta questione dei laptop. Per questo è stata istituita una Joint Commission che ha svolto un prezioso lavoro nei mesi scorsi e, grazie a Dio, direi che questi lavori praticamente sono terminati. Oggi, con grande soddisfazione, posso parteciparvi che abbiamo raggiunto una buona intesa con il governo e di questo sono grato in particolare ai membri di parte cattolica della Joint Commission che sono stati invitati anch'essi a questa cerimonia, e cioè a padre Jimmy Bartolo, a padre Charles Malia, padre David Cilia e l'avvocato Robert Tufigno. Speravamo, come i discepoli di Emmaus, no? Speravamo di poter fare un pubblico annuncio oggi circa i risultati conseguiti, ma purtroppo resta ancora qualche dettaglio protocollare
ci hanno invitati a mantenere riservatezza ancora per qualche giorno e perciò dobbiamo ancora pazientare un poco. Comunque speriamo vivamente che entro un paio di settimane saremo in grado di fare il pubblico annuncio in una conferenza stampa che il Ministero degli Esteri sta organizzando, alla quale dovrebbero partecipare il Ministro dell'Educazione, dottor Evariste Bartolo, il Ministro degli Affari Esteri, Carmelo Abela, l'Arcivescovo Charles Scicluna come Presidente della Conferenza Episcopale e il sottoscritto. Ma una cosa mi è caro sottolineare: al di là di tutto è stato veramente consolante constatare quanta considerazione le più alte autorità dello Stato hanno per le nostre scuole e l'importanza che esse attribuiscono alle nostre istituzioni per il ruolo prezioso che svolgono nella società maltese. Questo mi pare ancora più importante per il risultato positivo che abbiamo conseguito con la Joint Commission e ci incoraggia nel nostro servizio e ci spinge a guardare al futuro con ancora maggiore fiducia. Di nuovo, grazie a voi per quello che fate con tanto zelo e grazie in particolare a coloro che hanno preso parte ai negoziati della Joint Commission. Grazie.